Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. A processo il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo e il consigliere regionale Domenico Tallini, rinvii a giudizio che riguardano complessivamente 30 persone decisi al termine dell'udienza preliminare, gli indagati coinvolti nelle inchieste Multopoli e Catanzaropoli. A processo il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, il rinvio a giudizio al termine dell'udienza preliminare scaturita dall'inchiesta denominata Multopoli sui presunti illeciti legati all'annullamento di multe per violazioni del codice della strada. Non sarà soltanto il primo cittadino a dover comparire in aula, per come deciso dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo Giovanna Gioia, ma anche il comandante e il vicecomandante dei vigili urbani Giuseppe Antonio Salerno e Salvatore Tarantino, il consigliere regionale Domenico Tallini, imputato nel ruolo di consigliere comunale, ed altre 30 persone. Abramo e Tallini sono accusati di abuso d'ufficio. Per gli altri indagati contestati reati di associazione per delinquere, truffa aggravata, abuso d'ufficio, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici e falsità materiale commessa dal privato. Tallini, oltre che per Multopoli, è stato rinviato a giudizio insieme ad altre 23 persone anche per l'inchiesta a Catanzaropoli sui presunti illeciti riguardanti l'attività del comune della città capoluogo. L'inchiesta della Procura della Repubblica di Catanzaro, che ha portato ai rinvii a giudizio, era stata avviata dal pubblico ministero Gerardo Dominiani, oggi procuratore aggiunto a Reggio Calabria, e Graziella Viscomi. L'unico indagato assolto è stato il vigile urbano Luciano Calabrese, processato con rito abbreviato.